Amici, ben ritrovati in questo nuovo video che questa volta ci porta al Green Camping Altanea, un tranquillo piccolo campeggio sulle spiagge della provincia di Venezia. Siamo infatti a Duna Verde di Caorle, immersi nella natura che qui è preservata con molta cura e attenzione ad ogni aspetto legato alla fruizione ai fini turistici, garantendo il minore impatto possibile e la piena sostenibilità nel tempo. Abbiamo trovato il Camping Altanea pronto ad accoglierci con i suoi servizi anche se era solo il 30 di aprile. Unica cosa, la piscina era ancora chiusa e il colore dell'acqua la faceva sembrare più un campo da tennis. Solo per questo ne ho ritoccato il colore in questa ripresa con il drone. Intanto vi dico che siamo arrivati qui su indicazione dei nostri amici Riccardo e Adriana che ci seguono nel canale e che salutiamo e ringraziamo. Ciao! Nel campeggio, oltre a diverse case mobili, ci sono un centinaio di piazzole per camper e roulotte, tutte di dimensioni generose, separate tra loro da siepi e tutte molto ombreggiate. Hanno l'allaccio elettrico e condividono a piccoli gruppi le colonnine dell'acqua potabile. Non è raro scorgere tra gli alberi, ma anche sui sentieri, dei simpatici scoiattoli che si rincorrono. Siamo di corvée qui, lavare i piatti della colazione. Ci sono le docce esterne queste? Sì. Acqua calda, sì, vero? I servizi sono funzionali, sicuri e mantenuti puliti in modo impeccabile, anche se servirebbe ancora qualche ammodernamento, soprattutto nella parte esterna. In tutti i lavelli per i piatti è disponibile l'acqua calda e anche le numerose docce hanno l'acqua calda gratuita e senza limitazioni. Ma adesso usciamo dal campeggio con le nostre bici ed imbocchiamo proprio qui davanti la bellissima e sicura pista ciclabile per una bella escursione fino al centro di Caorle, che dista da qui circa 8 km. Caorle è un comune che fa parte della città metropolitana di Venezia. La sua economia è legata soprattutto al turismo e alla pesca. Nel 2017 Caorle è stata inserita nel novero dei borghi storici marinari d'Italia. Infatti la città ha origini molto antiche. Le prime fonti storiche riguardo all'abitato di Caorle risalgono al 238 a.C., come sbocco sul mare della vicina città di Iulia Concordia. Ciò è testimoniato da numerosi ritrovamenti di epoca romana. Ogni 2 anni si svolge il concorso Scogliera Viva, per il quale scultori di diverse nazionalità sono chiamati a decorare gli scogli del lungomare con sculture di gran pregio, liberamente ammirabili in ogni periodo dell'anno. Ti sta piacendo questo video? Fammelo sapere cliccando su mi piace e se non sei ancora iscritto fallo subito, è il modo migliore per sostenere il canale. A me e ad Anna Maria farebbe anche molto piacere leggere un tuo commento. Potrebbe esserci davvero utile per capire in che direzione stiamo andando. Grazie! Al ritorno, uscendo da Caorle, seguendo la pista ciclabile, arriviamo al grande parcheggio gratuito che si trova proprio all'inizio della strada per Porto Santa Margherita Duna Verde.
Qui non ci sono limitazioni alla sosta dei camper ed anche noi venerdì sera abbiamo pernottato qui senza problemi. Così il sabato mattina in 10 minuti abbiamo raggiunto il camping Altanea. Rientrati in campeggio facciamo un giro per scoprire quanto di bello e comodo ha da offrire. Partiamo dal curatissimo parco giochi dei bimbi. E qui abbiamo Marzio, uno dei titolari del campeggio. Buongiorno Marzio. Buongiorno a voi. Ci racconti qualcosa di come funziona questo campeggio? Noi siamo arrivati ieri e ci siamo trovati molto bene. Sono felice. Sì, perché qui proprio pace e tranquillità. Pace e tranquillità. Il meteo non ha aiutato molto, ma va bene così, va bene così. In effetti questo weekend il meteo non ci ha premiato, però già che non piove è una buona cosa. Qui siamo al campeggio Altanea, Duna Verde, Caorle. Ci troviamo a circa 700 metri dal mare, in quella direzione. È un campeggio non molto grande, ha una capienza massima circa di 800 persone. Lo gestiamo da 12 anni e costantemente abbiamo sempre cercato di migliorarlo e di sviluppare la nostra idea di campeggio, che è quella di venire incontro alle famiglie. Quindi un campeggio molto sicuro dove i bambini possono giocare tranquillamente, tutto recintato, non escono, l'estate piscina sempre sorvegliata e vedo che comunque abbiamo un buon riscontro perché le famiglie che vengono generalmente tornano. Quindi i prezzi anche come sono? Allora, noi cerchiamo, come è scritto anche nel sito, nel verde ma non al verde. Per quanto c'è possibile in questo periodo cerchiamo comunque di tenere i prezzi più bassi possibili per quanto c'è possibile, considerando che anche noi purtroppo abbiamo dovuto subire tutto l'aumento come tutti. Ecco. E infatti anch'io cercavo un campeggio convenzionato con la tessera AXI per risparmiare, ma qui non serve. Perché costiamo meno. Cioè noi in questo periodo soprattutto, ad esempio in questo periodo una notte, 2 persone fino alle 21 del giorno successivo, quindi con lei check-out siamo sui 17 euro. Tutto maggio questo? Fino a fine maggio, 22 maggio. 22 maggio, poi passerà a 30 mi sembra di aver visto. Poi passerà a 27. 27. Così. Adesso il listino l'ho fatto io, però di preciso non me lo ricordo. Nel sito c'è. Per i dettagli vedete il sito. Benissimo, ok, complimenti anche per la pizza, ieri sera abbiamo usato la pizza e siamo stati contentissimi. Ottimo, Sarà contento. forno a legna. Il mio pizzaiolo sarà contento. Benissimo, grazie Marzio, ciao. Il camper service ha un accesso particolarmente comodo anche per i mezzi più grandi e non richiede manovre perché è servito da un percorso ad anello. L'erogazione dell'acqua potabile è ben separata dalla colonnina di scarico delle cassette. Qui abbiamo un valido punto doccia per i cani, da notare che gli amici a 4 zampe devono essere registrati ma non pagano alcuna tariffa di accesso al campeggio. Arrivati in fondo alla zona delle piazzole, il campeggio continua in un grandissimo prato, tenuto con cura e attrezzato con le reti per il calcetto e per la pallavolo. Sulla recinzione c'è poi un cancelletto con un campanello controllato dalla reception, che consente di uscire sull'argine del canale Revedoli, che più avanti sfocia sul Piave. Qui è molto bello e rilassante osservare l'acqua che scorre ed ascoltare i versi dei tantissimi uccelli di varie specie nel loro magnifico habitat naturale. L'argine è anche percorribile in mountain bike per delle piccole avventure nella natura. Rientriamo nel campeggio e osserviamo una grande area recintata dedicata ai cani, in modo che possano correre in libertà. Quindi una buona dotazione anche per i cani, sebbene il loro accesso al camping sia gratuito.
Adesso, visto che il sole sembra volerci fare compagnia, riprendiamo le nostre bici e andiamo a goderci un po' la spiaggia. Come diceva Marzio e come abbiamo visto prima dal drone, il camping Altanea non è direttamente sul mare, bensì dista circa 700 metri dalla spiaggia. Però, come vediamo adesso, si raggiunge facilmente in bici, ma anche a piedi, grazie ad una comoda e facile pista ciclabile. La pista finisce a ridosso della folta pineta che sorge sulle dune, da qui il nome della località Duna Verde. Si lasciano le bici sulle rastrelliere prima di inoltrarsi nella pineta e con pochi passi all'ombra eccoci in un'ampia spiaggia dorata e libera, mentre poco più in là eventualmente ci sono dei comodi stabilimenti balneari con il bar e con il noleggio lettini e ombrelloni. C'è qualche zanzara, ragazzi. È scappata.